Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, anche oggi ci lasciamo guidare dalle stelle di Radio.0 nelle ultime novità di questo nuovo inizio settimana. Iniziamo subito, partiamo dall'Ariete. La stanchezza mentale si fa sentire più del dovuto, tornare al lavoro dopo la pausa del weekend è oggi un po' più complicato del previsto. Vi manca l'entusiasmo, ma se volete dimostrare di saper affrontare ogni ostacolo dovrete trovarlo. Toro, inizio di settimana turbolento a causa della luna opposta al vostro segno. Scoprire qualcosa che non vi piace potrebbe essere un bel problema. Cercate di rigirare la frittata a vostro vantaggio o almeno di fare in modo di limitare i danni. Gemelli, un compito piuttosto gravoso vi tiene molto impegnati, fate affidamento su chi ha più esperienza di voi e può concretamente darvi una mano. Di alternative ce ne sono a sufficienza, perciò basta con le lamentele inutili e andate dritti al sodo. Cancro, per merito del sole in perfetta armonia con la luna vi sentite raggianti e potrete decidere il bello e il cattivo tempo. Che grande responsabilità oggi. Non serve uno sforzo da supereroi, tutto risulta naturale, semplice e spontaneo come lo desideravate. Leone, la disarmonia lunare con Marte e Venere vi invita alla calma e a riscoprire l'affetto delle persone che avete accanto, non date nulla per scontato. Se avete bisogno di qualcosa chiedetelo con gentilezza e vedrete che sarete al più presto accontentati. Vergine, con una mossa astuta e con l'appoggio della luna smaschererete chi è che cercava di sopravanzarvi al lavoro e lo metterete fuori gioco senza indugio. Seguite le vostre intuizioni senza paura, vi porteranno lontano se vi lascerete andare almeno un po'. Bilancia, non rivelate sogni e progetti segreti a chiunque, ma soltanto a persone selezionate con cura delle quali vi potete fidare ciecamente. Cominciate una nuova settimana con coraggio e positività, accogliendo con gran fiducia ogni novità. Scorpione, non pretendete l'impossibile né dagli altri né tantomeno da voi stessi, o potreste andare incontro a delusioni e frustrazioni inconsolabili. Mirate in alto ma non troppo, quel tanto che basta affinché la sfida sia vincente ma concreta. Sagittario, dato che ve lo meritate, prendetevi anche qualche piccola soddisfazione personale e qualche merito, invece di condividerlo con un collega. Le aspettative su di voi sono più che giuste, anche perché non volete certamente deludere nessuno. Capricorno, raggiungere un buon livello non è ancora la perfezione. Grazie al sestile lunare con Plutone non vi accontenterete finché non l'avrete in mano. Tenacia e nervi saldi anche di fronte alle dure scalate, con la forza di volontà arriverete alla meta. Acquario, prima di apporre la vostra firma a un contratto importante, ricontrollate un'ultima volta che tutto venga messo nero su bianco per non avere sorprese. Con la luna in Scorpione è meglio usare più cautela e accortezze del solito, così da non sbagliare. E chiudiamo ancora con i pesci. In tutte le occasioni in cui vi occorrerà un pizzico di fantasia o di estro artistico, potrete contare sul trigono della luna con Nettuno. Ogni cosa può essere resa più bella senza spendere una fortuna. Utilizzate i colori che preferite. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle stelle di Radio.0. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon inizio settimana e naturalmente buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0